Se il veneto è la lingua madre dei veneti, e lo è una lingua che si colloca qua, all'ombelico. Come si chiama l'ombelico in portoghese? Umbigo, il bunigo in veneto. Ok, bunigo, umbigo. Perfetto, esatto. Buon. La lingua madre è qua. La lingua madre è l'alimentazione. La lingua madre è qua. Mi posso imparare l'inglese, ma l'inglese va dentro qua. Una volta una persona mi ha detto: ma perché mi godo insegnare il veneto a mio figlio? Se tanto è meglio che impari l'inglese. Mio figlio ha 30 anni, vive a Amsterdam e lui parla tutto inglese. Sì, ma ti desidero dirmi che una balena, quindi una persona con una gran stassa, la gata vivere dentro una pozza di acqua. Perché se l'inglese non è la tua lingua, ti sarà un pesce dentro una pozza di acqua. Se ti devi essere quello che ti sia davvero, devi da essere devi da possedere, devi essere proprietario di una lingua di profondità, che è la lingua che tua mamma ti ha dato anche quando che ti eri in panza, che neanche la sapeva che te l'ascoltavi. Perché da 6 mesi di vita, 3 e 6 mesi di vita, il puteo in panza comincia a sviluppare l'udito e sente che la mamma parla con dei suoni che sono di un tipo. Dopo il viene fuori, in Italia succede così, la mamma e papà tra 3 ore si parla in veneto e il puteo per 9 mesi sente le vibrazioni, perché la lingua è la lingua è vibrazione. Se in veneto si piende su e su, il puteo sente la lingua della mamma, è tutto un su. Lo sente. Quando che nasce, il giorno di nascita, improvvisamente gli dà un certificato di essere foresto, perché gli comincia a parlare in italiano. Questo è anche un shock linguistico. Ricordate che esiste una scienza che si chiama neurolinguistica, che studia gli effetti della lingua e delle lingue sul cervello. E tutti gli studi più moderni dicono che se ti vuoi insegnare che fai un gran piacere a tuo figlio, insegna che la tua lingua madre. Se mi dicesse qua, non stai più a parlare portoghese, non serve. Non stai più a parlare italiano, non serve. Non stai a imparare l'italiano, non serve. Ai vostri figli insegnate l'inglese. Ma se voi altri non lo sapete, cosa hai da insegnare? Che? O no? Quindi imparate e insegnate ai vostri figli la vostra lingua madre, che è quella vera, è quella proprio della profondità e del sentimento. E quando che loro saranno sereni di parlare bene la sua lingua madre, improvvisamente diventerà poliglotti. Perché quando che ti sei sereno con te, quando che ti hai un bel rapporto, non un rapporto di negazione, un rapporto di divieto, un rapporto di proibizione, di paura con la tua lingua madre, quando che invece ti hai un rapporto sereno, ti accetti di parlare la lingua madre, la tua lingua in mezzo a 1000 persone, là ti si pacifica con tua madre. Pensai a livello psicologico, cosa che è non essere in pace con la propria madre e linguisticamente quindi non essere in pace con la propria lingua madre.